Buongiorno e ben ritrovati, buon inizio settimana, sempre in vostra compagnia questa prima edizione che vi racconterà i fatti principali finora accaduti in Veneto. Abbiamo tanta cronaca, lo sapete ormai, che prende spazio nella prima parte di questa diretta, mentre la seconda parte sarà dedicata al dibattito politico perché è iniziato il conto alla rovescia per le elezioni regionali del 23-24 novembre prossimi. Abbiamo detto la cronaca ci riporta alla notizia che vi abbiamo dato ieri sera nel telegiornale di Treviso in tempo reale. Il nostro Christian Arboit era a Treville dove è tuttora tornato insieme a Nicoletta Rizzetto per raccontare di questo accoltellamento tra due giovani ragazzi stranieri. Ci sono degli aggiornamenti, ce li racconta in diretta proprio Christian Arboit. Buongiorno. Buongiorno Francesca, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3 anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Siamo ritornati in via Tevere, siamo tra Treville e Poisolo, lo potete vedere anche dal cartellone, siamo proprio a cavallo delle due frazioni, all'altezza per intenderci, anche questo lo potete vedere, così vi diamo anche dei riferimenti all'altezza dei binari della ferrovia. Questa è la casa del presunto aggressore, è in questa casa che è stato ritrovato il coltello utilizzato per la violenta lite, per l'accoltellamento che ieri sera ha sconvolto questo angolo di Castelfranco Veneto. Ma veniamo ai fatti, Francesca, quelle che vedete poi nelle immagini di copertura sono le immagini di ieri sera fatte sul posto. Sono circa le 17 quando i due ragazzi, un nigeriano e un marocchino, si danno appuntamento qui poco distante, quindi non all'interno di questa abitazione a quanto pare, ma a qualche decina di metri, sempre qui in via Tevere, probabilmente in strada. È lì che si ritrovano ed è lì che scoppia la lite ed è in quel frangente che spunta il coltello. A brandirlo è il 24enne nigeriano nei confronti del coetaneo marocchino. Lo colpisce con violenza, prima alla coscia, all'interno cosce, poi nella zona del torace. Perlomeno due i fendenti, due i colpi che appunto hanno provocato delle lesioni al soggetto marocchino. Poi non si capisce bene cosa sia successo. Pare che i due ragazzi, che comunque si conoscono, che comunque sono amici, sono insieme, sono arrivati all'interno di questa abitazione ed è lì che è stato lanciato in qualche modo l'allarme. Alla base di tutto ci sarebbe una storia con una ragazza, una ragazza di fatto contesa, quindi probabilmente ieri alle 17 qui in via Tevere doveva andare in scena quello che potrebbe apparire come un regolamento di conti sentimentale. Ci ha anche raggiunto, lo saluto e lo ringrazio, Guido Rizzo, se mi può raggiungere, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Castelfranco Veneto. È chiaro che questa vicenda ha scosso l'intera comunità, che non è abituata a fatti di questo genere, quindi lo ripetiamo, un accoltellamento, si sta indagando in questo momento per tentato omicidio, quindi l'accusa è molto seria, anche se c'è da dire che la vittima che si trova al Cafoncello avrà con ogni probabilità 20 giorni di prognosi, quindi gli è andata anche parecchio bene viste le modalità. L'accusa quindi di tentato omicidio, anche alla luce della prognosi, potrebbe essere derubricata già nelle prossime ore. Resta un atto in tutta la sua violenza, Guido Rizzo. Ma assolutamente sì, dicevi assolutamente bene, è un fatto grave a cui la comunità di Treville è una comunità
assolutamente tranquilla, riservata, un paese insomma che conosciamo per essere appunto comunità a tutti gli effetti, come tutte le altre frazioni della nostra città. Non è abituata e ieri sera, quando è giunta la notizia, è stata una notizia abbastanza sconcertante. Serve ringraziare le nostre forze dell'ordine, il comando dei carabinieri, serve ringraziare i vicini che hanno allertato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente e con l'intervento che hanno effettuato hanno subito sanato la discussione, perché poi alla fine mi pare si parli di veramente futili motivi, e hanno preso quello che in questo momento è l'indagato e lo stanno in questo momento portando alle autorità giudiziarie. Perciò insomma sicuramente un fatto assolutamente grave, che esce completamente dai nostri standard, possiamo dirlo, e speriamo che quello che ci auguriamo tutti è che queste cose accadano sempre il meno possibile e che ci sia una certezza della pena per chi fa fatti di questo tipo. Grazie Rizzo. Francesca, noi poco fa abbiamo parlato con il fratello dell'aggressore, ecco, che sta tra l'altro ritornando fuori. Non so se possiamo disturbarti nuovamente, siamo in diretta su Antena 3, no, solo per capire, perché è un fatto particolarmente grave quello che è successo. Ho capito, ma io sono di fretta, non voglio rispondere a nessuna domanda, in caso dopo. Ecco, solo per dirti, tu non hai sentito tuo fratello? No, non so niente. Ieri sera però eri all'interno della casa. Scusi, guardi, io non so niente, ci sentiamo un'altra volta. Ma è un fatto, ecco, ti possiamo chiedere com'è maturato questo fatto? Niente. Grazie, ciao. Ecco, è il fratello del presunto aggressore. Ieri sera, questo te lo possiamo dire, era in casa, lo abbiamo sentito anche poco fa Francesca, e conferma in qualche modo il quadro. Chiaramente anche questa famiglia si è trovata a dover fare fronte ad una situazione che era obiettivamente è fuggita di mano ai diretti interessati. Il fratello appunto del ragazzo che avete appena sentito si trova chiaramente in carcere in questo momento. L'accusa è quella di tentato omicidio, accusa che potrebbe essere derubricata già però nelle prossime ore, perché appunto la prognosi che la vittima ha rimediato sarebbe di 20 giorni, quindi non compatibile con un'accusa di tentato omicidio. Stanno indagando chiaramente i carabinieri, lo ripeto Francesca, che hanno trovato all'interno dell'abitazione l'arma del delitto, un reato che è maturato a quanto pare per futili motivi per questa ragazza contesa tra il 24enne di origini nigeriane, il fratello lo avete visto, e il 24enne, il coetaneo marocchino. Per il momento è tutto da Poisolo di Castelfranco. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a Nicoletta e grazie anche a Guido Rizzo, capogruppo di Fratelli d'Italia, per essere intervenuto in diretta. Noi ci spostiamo a Pieve del Grappa per un colpo nell'ex convento delle suore elisabettine. Sono stati scoperti mentre stavano rubando della rubinetteria 3 persone che sono state arrestate dai carabinieri. Ci racconta tutto in diretta la nostra Vanessa Banzato insieme ad Edoardo Paris. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Francesca, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ebbene sì, ci troviamo proprio davanti alla casa Mater Ecclesiae, siamo a Fietta di Pieve del Grappa e proprio all'interno di questa struttura enorme, tra l'altro perché è vastissima, abbandonata dal 2007, chiusa dal 2007, 3 persone hanno pensato bene di entrare e rubare rubinetteria, accessori bagno in ottone. Pensate, un peso di merce che si aggira sui 400 kg, quindi davvero un colpo grosso, possiamo definirlo così. Abbiamo sentito anche la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, che ha confermato che senz'altro si tratta di un furto su commissione, soprattutto pensando alla tipologia del materiale, l'ottone, che è facilmente anche piazzabile sul mercato, pensando
pensando anche si tratta di quanti oggetti utilizzabili ancora, ma anche antichi, quindi un mercato molto molto fiorente del settore. È stato il guardiano, il custode, che ha sentito dei rumori, ha subito dato l'allarme e immediato l'arrivo dei carabinieri, che sono arrivati dalle stazioni di Asolo e Riese Pio X. All'interno hanno trovato 3 persone di 23, 29 e 34 anni che sono state arrestate. Tutti e 3 risiedono nel Monte Bellunese, tutti e 3 sono personaggi ben noti alle forze di polizia. Abbiamo provato a contattare le suore, ma dall'ordine si rifiutano di rilasciare qualsiasi commento. Dicevamo, una struttura abbandonata dal 2007, chi è della zona e soprattutto chi è over 50 ben conosce quest'area, questo edificio dove venivano effettuati esercizi spirituali, dove si tenevano tutti i vari corsi prematrimoniali, quindi fino almeno a 25-30 anni fa era una struttura che era vivissima proprio, era proprio piena sempre di gente. Poi via via anche la carenza delle vocazioni, carenza quindi di suore, ha portato a non poter più gestire questo stabile che, ripeto, è enorme letteralmente, ha un parco immenso davanti, all'interno strutture che sono ancora utilizzabili ma totalmente lasciate in pieno abbandono, e quindi ecco, dopo queste vicissitudini nel 2007 è stata chiusa. Adesso c'è da capire. Sentiremo anche il vice sindaco di Pieve del Grappa e direttamente anche poi dai carabinieri, di avere maggiori dettagli sul come sono riusciti ad arrivare, e soprattutto senz'altro avranno avuto un mezzo che li aspettava, perché 400 kg di rubinetteria è un peso importante, di conseguenza insomma un quantitativo anche importante di materiale. Ci sarà stato anche un complice che li attendeva all'esterno per poter trasportare tutta la merce che è stata recuperata e restituita ai proprietari. Per il momento da Fietta di Pieve del Grappa è tutto. Francesca, ti ricedo la linea. Grazie davvero Vanessa, grazie anche ad Edoardo Paris per le immagini. Purtroppo però furti e razzie continuano in tutto il Veneto, anche a Padova, in città, nel mirino dei malviventi, la sede dell'associazione Sport in Veneto che aiuta i ragazzi con disabilità. La nostra Marta Zatta insieme a Sandro Ponchio ha raccolto l'amarezza del presidente Massimo Barzon. Sì, ci troviamo a Montà, a Padova, e precisamente nella sede di Sport in Veneto, un'associazione che dal 2011 accoglie persone con disabilità. Ecco, nella notte tra sabato e domenica un atto vile ha colpito la sede di Sport in Veneto. Qui con me il presidente Massimo Barzon. Presidente, insomma, una spiacevolissima situazione. Sì, molto molto spiacevole, perché noi è la prima volta che si succede una cosa del genere. Noi lavoriamo per i nostri ragazzi, per cercare di fare inclusione, per cercare di attività sportive, per farli stare insieme nei momenti di divertimento, poi per fare un po' di cucina, però dopo ti trovi con queste situazioni dove una persona entra, ti metti tutto in subbuglio e c'è molta rabbia e molta tristezza per queste cose. Ecco, sì, lo possiamo vedere, sono entrati, hanno forzato le porte e hanno portato via anche quei pochi soldi che a voi servivano. Certo, noi c'era pochi soldi, ma non è quello il problema, perché i soldi servivano più che altro, erano raccolti dai ragazzi tramite qualche banchetto, qualcosa che facevano, raccolti per comprarsi e farsi la spesa, per stare in compagnia e mangiare, cucinare insieme. Questo è una cosa veramente che fa tristezza. Con noi anche la vicepresidente Boaretti. Vicepresidente, lei prima raccontava che appunto voi fate anche dei lavoretti, insomma fate qualsiasi cosa un po' per mantenere, anche per intrattenere i ragazzi, per educarli, per farli stare insieme. Ecco, adesso non ci sono neanche i soldi per prendere l'olio. Domani i nostri ragazzi dovevano trovarsi qui, ci troveremo lo stesso in Barba il Ladro. Però in genere loro mettono i loro 2 euro simbolici per fare la spesa, vanno qui a fianco, fanno la spesa e con 2 euro domani, 2 euro a testa, domani l'olio, ci serve la pasta, il sugo, non bastano, ci servivano
quei pochi soldi che erano di fondo cassa per poter fare la spesa per loro, insomma. E loro ci tengono tanto a questa cosa di fare la spesa insieme, si fanno la loro lista, decidono quale corsia del supermercato, si dividono in piccole squadre, fanno la spesa. Ecco, io domani ai ragazzi dovrò dire: ragazzi, grazie dei vostri 2 euro, loro li mettono perché devono essere educati, che tutto non è, però non bastano. I ladri ci hanno rubato tutti i vostri soldini che erano qui, quelli che voi avete guadagnato facendo i banchetti, perché adesso sotto Natale faremo i banchetti. Il primo sarà il 29 di novembre e poi via via le domeniche, anzi i sabati. Ci troverete in Piazza delle Erbe, venite, comprate qualcosa dai nostri ragazzi perché loro ci tengono tanto, però per fare questa cosa noi mamme lavoriamo tanto per fare tutta questa roba che voi vedete, lavoriamo tanto e i ragazzi si prendono un bel po' di freddo a stare lì tutto il sabato. Ecco, e tutto quello che guadagnavano loro se lo spendevano in patatine, popcorn, Coca-Cola, pasta, pomodoro, olio, e adesso non c'è più. Ecco, quindi sì, un Presidente, uno spiacevole inconveniente, però lo spirito dei ragazzi di certo non si ferma qui. No, assolutamente, i ragazzi hanno uno spirito sempre vincente e voglia di fare, sono grandiosi, ti danno tanta gioia. Logicamente quando sanno queste notizie ci stanno molto male, ci stanno male, perché anche mio figlio quando ho detto questa cosa è rimasto molto male e adesso ci vuole un po' di giorni per assorbire questa cosa. Ecco, quindi ovviamente adesso verrà presentata anche la denuncia, noi ovviamente seguiremo la vicenda. Per il momento da Montà è tutto, a voi la linea. E questo insomma l'amarezza che lascia dietro di sé un furto qui ha un valore ancora più importante. Continuiamo a parlare di furti colti in flagrante dopo un colpo su un'auto in pieno centro a Padova, e dunque restiamo nella città del Santo. Arrestati 2 pregiudicati, uno dovrà lasciare l'Italia. Sono finiti in manette dopo essere stati colti in flagrante a seguito di un furto su un'auto in pieno centro a Padova. A finire nei guai un 34enne di origine marocchina e un 47enne italiano, entrambi senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali a loro carico. Il blitz è scattato in via Scrovegni, dove 2 studenti universitari avevano segnalato il furto dei propri zaini dall'auto parcheggiata. Grazie alla localizzazione dei dispositivi elettronici rubati e alle immagini di videosorveglianza, la polizia ha individuato i sospettati in via Gozzi, mentre cercavano di nascondere la refurtiva tra la vegetazione. All'interno degli zaini sono stati trovati un tablet, un computer, cuffie, occhiali e chiavi, tutto riconosciuto dalle vittime. Le prove raccolte hanno permesso l'arresto dei 2 per furto aggravato in concorso. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi il divieto di dimora nella provincia di Padova. Il 34enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato inoltre destinatario di un ordine di espulsione firmato dal questore Marco Odorisio, che ne dispone l'allontanamento definitivo dall'Italia entro 7 giorni. Lei aveva il ruolo di autista e cassiera, a lui dispaccio al minuto. La polizia ha fermato una coppia di spacciatori durante una consegna a domicilio a Massanzago, in provincia di Padova. Gestivano un'attività di spaccio di cocaina ben avviato la coppia, marito e moglie di origine marocchina, fermata dalla polizia a Massanzago. Il blitz al termine di un'operazione nata dall'inseguimento dell'auto intercettata nel comune dell'Alta Padovana proprio mentre il marito, 30 anni e una condanna alle spalle per spaccio di stupefacenti, era appena sceso per consegnare una dose di cocaina in cambio di 70 euro a un 30enne italiano. Ad attenderlo nel veicolo con la funzione di autista e cassiera c'era la moglie di 28 anni che nascondeva 3.200 euro in contanti. Gli agenti hanno fermato sia la coppia che l'acquirente, che ha ammesso di servirsi dai 2 da circa un mese. Durante la successiva perquisizione nella casa della coppia in un comune del Veneziano sono stati trovati e sequestrati 4 sacchetti di nylon con all'interno 3,5 di cocaina e altri 2.500 euro in contanti. Per il 30enne scattato l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale di Padova, la moglie è stata invece denunciata. Andiamo a Treviso con lo scontro politico tra Lega e Fratelli d'Italia sulla sicurezza. In un comunicato i meloniani difendono la posizione di Fabio Crea, l'ira della Lega, dal carroccio la decisione fuori dalla maggioranza, avanti senza di voi. Fratelli d'Italia ha scelto Crea ed è fuori dalla maggioranza.
La furia che trapela dalla Lega di Treviso in queste ore fa scoppiare la bomba a Cassugana. Meloniani fuori, i numeri per continuare a governare ci sono comunque. Per il Carroccio, Fratelli d'Italia ha scelto una sua strada e ne pagherà le conseguenze. Uno strappo che difficilmente verrà ricucito e che lascerà strascichi evidenti. Era inevitabile che lo psicodramma politico fra alleati si consumasse sul tema più delicato e quello maggiormente carico di scontri, la sicurezza. Andiamo con ordine. Inaugurazione della sede elettorale di Claudio Borgia per le regionali. Non bastasse il botta e risposta sul futuro candidato sindaco per il 2028, la zona scelta, pieno quadrante di via Roma, ex zona rossa, dà il là per l'affondo dell'esponente meloniano, residente nell'area, da sempre più critico con la giunta di Mario Conte e sostenitore del ritorno del provvedimento che in estate aveva dato i suoi frutti. Continuano determinati fenomeni nel centro di Treviso e questo rende difficile e poco tollerabile ancora oggi la convivenza serena e civile dei commercianti e dei residenti, che, ripeto, non sono solamente gli adulti, ma sono anche bambini, sono anche donne che faticano, vi assicuro, a passeggiare in determinate ore del giorno e anche della sera in questa zona. I controlli non sono così efficaci come dovrebbero essere, come erano in epoca gentiliniana per esempio, dove i controlli erano fattivi, dove i controlli erano concreti. Parole che non sono piaciute, è un eufemismo a Conte e alla Lega, viste come l'ennesimo attacco. Si è attesa invano una presa di distanza del partito alleato. 24 ore dopo, invece, una nota ufficiale dei vertici cittadini dei meloniani è la goccia che fa traboccare il vaso. Fratelli d'Italia vuole continuare a sostenere ogni iniziativa volta a migliorare la sicurezza dei cittadini, anche valutando un ritorno alla zona rossa. Firmato la coordinatrice Marina Bonotto. Di più, comprendiamo perfettamente, continua Bonotto, la situazione che sta vivendo Fabio Crea, esasperato come tanti residenti di via Roma da una condizione che ormai da troppi anni si trascina, e siamo sicuri che non parli solo a titolo personale, ma come portavoce di un intero quartiere. E poco importa se nella stessa nota si puntualizzi che l'obiettivo deve essere quello di collaborare tutti insieme, in sinergia con la giunta del sindaco Conte. Con la difesa della posizione di Crea, per la Lega il dado è tratto e il Rubicone sta per essere attraversato. Ciò che trapela dal Carroccio cittadino è chiaro. Le prese di posizione e le modalità di Crea mettono di fatto Fratelli fuori dalla maggioranza. I continui attacchi ormai rappresentano una costante nel suo agire quotidiano, palesemente fuori dalle dinamiche di rispetto della maggioranza. Fratelli d'Italia ha scelto Crea e non Conte. Il Carroccio cittadino sarebbe già pronto alla purga, fuori i meloniani dalla maggioranza, assessori compresi, senza pericolo di crisi perché i numeri per andare avanti ci sono comunque. Un terremoto le cui scosse non sono probabilmente terminate. Torniamo a parlare di Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La settimana scorsa a Longarone è stato fatto il punto sulle infrastrutture, ma in queste ore la Corte dei Conti chiede un aggiornamento del cronoprogramma. Allora facciamo il punto della situazione insieme a Fabio Fioravanzi. Buongiorno a te Fabio e buongiorno alla tua ospite. Grazie per la linea, siamo a Belluno in Piazza dei Martiri con alle spalle, come vedete, i simboli, il simbolo delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina. Qualche giorno fa ero in diretta da Longarone con il commissario di governo Saldini, con il sottosegretario Presidente del Consiglio Morelli, che hanno parlato bene, tra virgolette, in maniera positiva e entusiasta delle Olimpiadi e del rispetto del cronoprogramma. Oggi tra l'altro c'è un comunicato della Corte dei Conti che fa alcuni inviti, però confermando il fatto che il cronoprogramma è rispettato. Non tutti sono d'accordo con quello che si sta facendo o forse sul come lo si sta facendo. In questo senso abbiamo con noi Denise Casanova, segretaria del CGIL di Belluno, che è appunto tra quelli che hanno delle obiezioni da muovere. Tengo a precisare che noi non siamo contrari a prescindere ai giochi olimpici. Il problema è che questi giochi dovevano essere, secondo le direttive del CIO, sostenibili dal punto di vista ambientale e dal punto di vista dei costi, e lasciare un'eredità sul territorio. Purtroppo nessuna di queste tre
iniziative è stata portata a compimento. Non sono sostenibili dal punto di vista dei costi, è stata rifatta completamente la pista dai bob, i costi si sono lievitati, è stata distrutta una foresta di larici per costruirla, quindi anche dal punto di vista ambientale non ci siamo, non ci sarà nessuna eredità perché le casette sono mobili, sembra che verranno destinate al mare invece per esempio di sistemare l'ex villaggio dell'Eni che avrebbe dato davvero un qualcosa sul territorio. Quindi è come sono stati fatti queste scelte per quanto riguarda i Giochi Olimpici e l'ultima cosa il tema della cabinovia di Socrepes. Quando siamo in presenza di una frana si è aperta una frattura sul terreno e adesso leggo che la Regione dovrà dare l'immunità di frana per procedere ai lavori perché dal punto di vista giudiziario i ricorsi che erano stati fatti non sono andati a buon fine. E allora quello che veramente io contesto è l'arroganza della politica che vuole imporre questioni anche oltre ogni buon senso e oltre anche all'evidenza. Il governo ha parlato di Morelli ha parlato comunque di una pista a bob che sarà all'avanguardia, unica al mondo, per cui da tutto il mondo verranno in estate e inverno ad allenarsi e quindi porteranno turismo, interesse, soldi sul territorio. Ma a me non risulta, peraltro non è da tutti poter riuscire a utilizzare un bob come quello. Si parla di nazionali infatti. Sì, ho capito, ma a livello nazionale una persona normale non lo può fare, deve esserci qualcuno che lo accompagna, è complicato e in ogni caso sembra che la pista da bob come manutenzione chiederà da 1 milione a 1,5 milioni di soldi che ancora non si sa di preciso da dove verranno e in ogni caso saranno tolti alle persone che abitano il territorio perché in questa gestione di sicuro lavoratori e pensionati non avranno nessun vantaggio e i profitti andranno a pochi come sempre purtroppo. Prima di lasciarla una cosa, come nostro stile noi diamo voce a tutte le parti, l'abbiamo fatto con il governo, lo facciamo con voi, a voi in quanti come CGIL su questo tema hanno dato voce fino adesso? Su questo tema abbiamo mandato un comunicato che ha avuto davvero poco spazio e poca visibilità. A volte sembra davvero che nel momento in cui contesti delle scelte che paiono già essere decise non ci sia la possibilità di avere alcuna incisività anche appunto di fronte all'evidenza, soprattutto per quanto riguarda la frana di Socrepes, di un qualcosa che c'è già e che è successo quest'estate quando hanno iniziato i lavori, quindi noi ci preoccupiamo soprattutto per la sicurezza di chi lavora, di chi lavorerà in quel cantiere e delle persone che comunque avranno problemi e che abitano lì vicino. Questo è il punto. Quello che dispiace appunto, e torno all'aggressività e all'arroganza di una politica che vuole imporre delle questioni anche contro ogni buon senso. Ricordiamo per correttezza di informazione che se volete andare a riascoltare dichiarazioni del commissario di governo Saldini sulla Apollonia Socrepes ha detto che per quanto riguarda i problemi che accennava Casanova è tutto sotto controllo. Queste sono le due opinioni, ve abbiamo fatte sentire entrambe come nello stile di questa emittente. Grazie per la linea, a voi studio. Grazie Fabio e noi torniamo alla cronaca e torniamo a parlare delle baby gang, del disagio giovanile. A Cessalto il sindaco scrive al ministro dell'istruzione Valditara: serve potenziare l'educazione civica nelle scuole primarie, dice il primo cittadino. Nel frattempo, ieri mattina proprio a Cessalto i bambini in piazza hanno intonato i cori alpini e l'inno d'Italia.
La soluzione è quella di potenziare le lezioni di educazione civica presso i nostri istituti scolastici. Questo è fondamentale, è un messaggio che mandiamo al Ministero. Si crea l'educazione, la cultura, l'educazione e si comincia qui a integrare tutti i nostri cittadini. Chi non capisce che l'integrazione deve essere governata ed è una nostra potenzialità, credo sia rimasto all'Ottocento. Potenziare l'educazione civica partendo dalla scuola primaria è una richiesta semplice ma precisa, quella che parte da Cessalto nel giorno in cui gli alunni delle classi quinte, accanto a Penne Nere, volontari di protezione civile, forze dell'ordine, hanno reso omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale, intonando non solo l'inno d'Italia ma anche i cori della tradizione alpina. Noi avevamo bambini somali, greci, nigeriani, albanesi, rumeni, avevamo di tutto ed è questo che è bello della scuola italiana, sa accogliere tutto, ma dobbiamo ogni giorno fare in modo che l'unità ci sia realmente. L'unità si crea con anche iniziative di questo genere. Integrare quindi l'unico strumento per affrontare anche il nodo delle seconde generazioni, il disagio giovanile, le baby gang, fenomeni in espansione con la marca trevigiana Maglia Nera in Italia per incidenza di reati commessi da minori. È gravissimo soprattutto in provincia di Treviso, però dobbiamo combatterlo e dobbiamo trovare soluzioni. Nel piccolo noi abbiamo trovato la nostra soluzione. Scriverà il Ministro. Sì, assolutamente, gli farò presente questa nostra esperienza. L'educazione civica va, a mio parere, va potenziata, va resa possibile a tutti i ragazzi, naturalmente a partire dalle scuole. Il rispetto reciproco, il rispetto per la comunità, il rispetto di se stessi e il rispetto naturalmente del bene comune. La lettera al ministro Valditara sarà scritta e inviata nelle prossime ore. Quello di Cessalto, confidano dall'amministrazione, potrebbe diventare un modello. Dietro al ponte un cimitero, di noi soldati. Tapu, 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 tapu. Con l'accordo raggiunto al Senato degli Stati Uniti tra repubblicani e democratici, il governo potrà tornare a pagare, a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici. Una buona notizia anche per i lavoratori italiani delle basi americane rimasti senza stipendio da 41 giorni, un record negativo mai accaduto. Alla caserma Ederle di Vicenza i rappresentanti sindacali dei lavoratori sono insieme a Daniele Garbin e Federico Cibotto. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Conferma proprio la caserma Ederle, continua il sole, com'è, sembra una buona giornata, mettiamola così, vero Matteo Manfron della Fiasca CIS, di fronte a questa notizia data dalla CNN, e poi si sta anche diffondendo la conferma che si sarebbe raggiunto questo accordo, insomma, che appena, ricordiamo, dal 1° ottobre in poi i dipendenti non hanno ricevuto in Italia, sono circa 5.000 questi i lavoratori italiani nelle basi americane senza stipendio, e quindi improvvisamente si è anche scatenata una forma di solidarietà per riuscire a far fronte alle esigenze poi impellenti, perché non si aspettava ovviamente una situazione del genere. Che aria c'è di fronte a questa notizia che si è aperta? Insomma, è veramente un ottimismo a questo punto da considerare finita veramente la crisi? Allora, buongiorno, diciamo che come rappresentanti sindacali per noi è una buona notizia, è un ottimismo cauto, nel senso che dalle notizie che ci giungono sembrerebbe appunto che siano arrivati ad un accordo all'interno delle aule del Senato, del Congresso degli Stati Uniti. Questo accordo deve poi passare attraverso le approvazioni delle Camere e in firma al Presidente americano. Ci aspettiamo che l'iter processuale sia abbastanza tranquillo, però congressuale sia abbastanza tranquillo, però chiaramente questo non lo sappiamo. Sembrerebbe inoltre che i fondi siano sbloccati fino a fine gennaio e quindi è una soluzione temporanea che certamente aiuta, però a livello di rappresentanti sindacali noi puntiamo ad avere
tramite le nostre istituzioni, il nostro governo, una definizione definitiva anche per il futuro, una sorta di clausola di salvaguardia negli accordi tra gli Stati che consenta ai dipendenti civili italiani di non subire più questo tipo di blocco che è dovuto da politiche interne di un altro Stato. Ecco, ricordiamo che a fare pressing sul governo americano, oltre al sindacato e anche in Italia, per avere rassicurazioni e conferme, c'è stata anche la politica, è stato un po' un pressing a tutto campo. Tra queste pressing anche il senatore vicentino Pierantonio Zanettin, che ha presentato un'interrogazione al vice premier Tajani. Ecco, abbiamo raccolto la sua dichiarazione e sentito la sua valutazione a questa notizia. C'è un barlume di speranza per i lavoratori italiani rimasti privi di stipendio a causa dello shutdown statunitense. Ieri il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato che la Farnesina ha contattato l'ambasciata americana a Roma, la quale a sua volta ha riferito che Esercito e Aviazione USA stanno approfondendo con il Pentagono la possibilità di ricorrere a fondi propri per pagare anche i lavoratori italiani. Speriamo dunque che la questione possa risolversi a breve, altrimenti siamo pronti anche ad ulteriori iniziative a tutela dei nostri concittadini. Ecco, allora diciamo cauto ottimismo, ricordava il senatore, ecco, voi come mi muoverete a questo punto? È così? C'è una linea che seguirete? Noi intanto staremo attenti a quelle che sono le notizie che giungono dall'America e seguiremo appunto l'iter congressuale di approvazione dell'accordo. Al momento lo stato di agitazione a livello locale e nazionale permane, quindi se la situazione dovesse tornare in stallo nulla vieta a noi di iniziare un percorso di mobilitazione concordato chiaramente con lavoratrici e lavoratori della caserma. Allora noi vi seguiremo ovviamente, accompagneremo sperando veramente che sia alle spalle questa situazione e che fosse anche l'ultima volta. Intanto in bocca al lupo. Grazie mille e grazie anche a nome di tutti i lavoratrici e lavoratori del comando. Grazie a voi, allora da Vicenza, dalla Caserma Edel è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbin. Insieme a Federico Cibotto, e noi ci fermiamo, abbiamo qualche istante di pubblicità e poi torniamo con la cronaca. Andremo in centro storico a Venezia tra poco. Rieccoci in diretta, la cronaca dal Vicentino, da Cornedo Vicentino per l'esattezza, arrestata una delle titolari di un asilo nido privato per presunti maltrattamenti nei confronti dei piccoli ospiti della struttura. Percosse e maltrattamenti rivolti ai piccoli ospiti dell'asilo nido. Con questa accusa è finita ai domiciliari una delle titolari di un asilo nido privato del territorio di Cornedo Vicentino. L'indagine condotta dai carabinieri di Vicenza e coordinata dalla procura berica è nata a seguito di alcune segnalazioni che denunciavano comportamenti violenti. I militari, dopo aver raccolto elementi necessari per accertare che l'indagata in alcune circostanze avrebbe messo in atto condotte maltrattanti consistite in percosse ai piccoli ospiti, in seguito a nuovi episodi sono intervenuti nella struttura, arrestando la donna in flagranza differita per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. La donna è ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti. Intanto a farsi portavoce dell'incredulità della comunità è il primo cittadino. Come persona, come padre e come rappresentante di questa comunità non posso che essere sgomento ed esterrefatto, soprattutto perché si vanno a toccare i bambini che non debbono essere toccati né con violenze fisiche né tantomeno con violenze psicologiche. Io mi auguro che la magistratura faccia al più presto e velocemente chiarezza, perché se queste accuse dovessero essere confermate è di una gravità inaudita. E adesso andiamo in centro storico a Venezia, ve l'avevo annunciato, si sono vissuti attimi di terrore ieri a Castello per l'accoltellamento di una 45enne da parte di una donna. La vittima è stata ferita ad una gamba. Ci aggiorna in diretta la nostra Edi Kaliman. Buongiorno Edi.
Francesca, buongiorno a te e ai telespettatori. Ci troviamo nel parco di via Garibaldi, nel sestriere di Castello, un sestriere molto tranquillo, pieno di bar e frequentato soprattutto da famiglie e pochi turisti. Sabato sera è avvenuta questa violenta lite tra due donne, entrambe più o meno coetanee, una 45enne la vittima e una donna tra i 40 e i 50 anni che ancora non è stata identificata dalle forze dell'ordine, anche se alcuni residenti, alcuni testimoni ci hanno detto di conoscerla bene. Nel quartiere infatti gira spesso e ci hanno detto che probabilmente all'origine di questa lite ci sono situazioni legate alla droga. Infatti la 45enne vittima, nel momento in cui sono arrivati a soccorrerla, perché la tranquillità di quel sabato sera erano intorno alle 7:30 della sera, è stata proprio squarciata da queste urla che chiedevano aiuto per questa profonda ferita che è stata inferta nella coscia di questa donna, che si è accasciata a terra proprio in questa parte del giardino, un luogo che forse è stato scelto anche ad hoc perché è il più buio di tutta la via e di tutti i giardini. Ci sono i lampioni che però emettono una luce fioca, tanto che chi ha sentito le urla del vicino supermercato che sta proprio qui davanti al cancello che dà l'accesso ai giardini non sono riusciti a vedere nemmeno la donna che ha aggredito la 45enne scappare. È stato trovato però poco distante da altri residenti che sono accorsi sentendo appunto queste urla di dolore, un coltello insanguinato poco distante. La chiamata immediata alle forze dell'ordine e ai soccorritori che hanno portato la donna all'ospedale civile in codice giallo nonostante avesse perso molto sangue. Infatti la donna è stata medicata anche sul posto dalle persone che sono accorse e la signora che gestisce il supermercato qui alle mie spalle ha portato del ghiaccio per cercare di fermare appunto l'uscita copiosa del sangue. Insomma, una solidarietà collettiva per una lite degenerata appunto in questa violenta aggressione che ancora non conosce delle cause certe. Fatto sta che secondo appunto i residenti quello che ci sarebbe in mezzo sarebbe un regolamento di conti legato a una questione di spaccio di stupefacenti, probabilmente. Tutto in mano ora alla Guardia di Finanza. È notizia di questa mattina che è stata la procura ora a prendere in mano la situazione e deciderà se affidare le indagini ai carabinieri o alla polizia. Questo è quanto da Castello. Con Simone Merlo. Francesca, se non hai domande, a te la linea. Grazie davvero Edi e grazie a Simone Merlo per il supporto tecnico. Andiamo avanti con la cronaca. Dipendente ACTV aggredita a bordo del tram, da un lato la condanna dell'azienda di trasporto, dall'altro le richieste dei lavoratori di maggiori tutele. Ennesima aggressione a danno di una dipendente ACTV a bordo del tram. La donna stava controllando la regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri quando, all'altezza di via Olivi a Mestre, uno di loro, sprovvisto di biglietto, le si è scagliato contro. Immediata la segnalazione alla polizia locale, intervenuta poco dopo con una pattuglia che ha identificato il responsabile. La dipendente non ha riportato conseguenze fisiche e ha ripreso l'attività lavorativa in breve tempo. Ferma condanna dall'azienda di trasporto e dall'amministrazione comunale. Per, si legge, un atto di violenza ingiustificata, così come per qualsiasi altra forma di aggressione fisica o verbale perpetrata a danni degli operatori di trasporto pubblico che quotidianamente svolgono il proprio servizio nell'interesse della collettività. Un episodio che arriva all'indomani di momenti di panico vissuti a bordo dai passeggeri di un autobus della linea 7 in partenza da Piazzale Roma per Mirano, quando un 35enne è entrato con il capo sporco di sangue, un coltello e un cacciavite addosso dopo aver avuto uno scontro con un 65enne nella zona di Calle Aponal a Venezia. I dipendenti del trasporto pubblico continuano a sollecitare maggiori tutele. I casi si stanno sempre più moltiplicando. Abbiamo appunto problemi sempre più frequenti e chiediamo che venga più presto applicato il protocollo firmato davanti al questore, al prefetto, e che dà sicurezza ai lavoratori, cioè dando a chi chiede in maniera volontaria la bodycam, e soprattutto che venga isolato il posto guida dell'autista per dare più sicurezza, visto che ci sono sempre più casi. Io non ho mai visto cose del genere effettivamente, sempre di più e il personale ha tanta paura di essere aggredito.
A Castelnuovo del Garda si sono tenuti i funerali di Jessica Stappazzollo, uccisa dal compagno 11 giorni fa. La questione non è il picchiare, ma finire come è finita mia sorella. Possono anche passare anni e anni e anni, ma comunque 90% è sempre così che si finisce. Uccise da un amore che non è amore. C'è il silenzio del dolore che neppure i cuori fucsia cuciti a mano con la J incollata, un rito brasiliano del saluto, riesce a lenire. Ad attendere Jessica Stappazzollo, uccisa da un amore che non è amore, ci sono la sorella Laisa, il papà Adair arrivato dal Brasile, mamma Rosemary, i fratelli, la sorella e uno dei 2 figli della donna. 33 anni, brasiliana, Jessica Stappazzollo è stata uccisa con 27 coltellate dal compagno Douglas Reis Pedroso, 44 anni, che ha confessato il delitto e adesso è in carcere. Una violenza cieca, l'ennesima sul corpo di Jessica, che non riusciva, nonostante varie denunce, a non tornare da lui. Che lui era cambiato, che non aveva paura, che riusciva a reggere la situazione. La retta fino all'ultimo, questo è sicuro. Ma non era così che doveva finire. Ho fatto il possibile, non è servito. Cosa le ha detto l'ultima volta che l'ha sentita? Cosa continuava a dirle? Di andarsene via, di trovarsi un posto. La situazione è sempre la stessa, no? Non si trova. Nessuno ha aiutato, nemmeno noi. Questo è il peso che ci portiamo sulle spalle, il non essere riusciti ad aiutare. Ci aveva provato la famiglia, anche i vicini di casa. Il paese di Castelnuovo del Garda piange questa giovane donna con una celebrazione funebre sobria, presieduta dal vicario generale della diocesi di Verona, Monsignor Osvaldo Checchini. La bara coperta di rose bianche, il pianto inconsolabile della mamma, del papà, degli amici e di chi ancora una volta, senza risposta, domanda perché. Con la forza di questa domanda e le lacrime trattenute, a tutte le donne Laisa Stappazzollo rivolge un messaggio. Scappate il prima possibile, primi segnali che vedete denunciate, non si può stare fermi a vedere e a sperare, alla fine è il nulla. Tornano per l'ennesima volta i cacciatori nei centri abitati. Nei giorni scorsi sono stati avvistati a Monigo, siamo a Treviso, lo sfogo di Marilena Rosada, cittadina che da anni si batte per la sicurezza della zona. Qualche anno fa ci hanno sparato sulla finestra, un'altra volta sulla finestra a casa mia. È ora di finirla. Sono tornati i cacciatori, un problema che il quartiere sperava di aver risolto una volta per tutte e invece no, anzi tra di loro stavolta c'era anche un bambino. La cosa gravissima secondo noi è che questo cacciatore aveva un bambino con sé. Allora io mi rivolgo a questa mamma o a questa nonna che ha lasciato questo bambino. Succedono continuamente incidenti, è veramente pericoloso. Noi non ne possiamo più, si è ferita anche la gattina di mia figlia. Nell'azienda agricola qua hanno ucciso tempo fa un gatto, il gatto delle bambine, galline. Ho un video dove un vicino qua, appunto domenica, era arrabbiatissimo, è veramente una roba allucinante perché rovinano gli orti. L'ultimo avvistamento risale a qualche giorno fa. I cacciatori si muovevano con i cani al seguito, lasciati liberi di scorazzare ovunque. Un pericolo anche per chi percorre quelle strade strette e piene di curve. I cani raggiungono le case e dopo senti questi cacciatori che li chiamano, ma i cani non rispondono ai loro richiami e vanno in giro dappertutto. Danni anche ai campi coltivati. La vicina, quando ha sentito che i cacciatori chiamavano i cani che erano nel suo giardino, è venuta fuori di corsa col cellulare per riprendere e nel video si sentono le voci di un vicino che si lamenta, anzi molto molto arrabbiato, perché gli vanno sempre sull'orto e vanno a rovinargli tutte le colture. Nonostante le aree di caccia autorizzate, continuano a spingersi nei centri abitati. A casa mia io devo poter stare come voglio, a casa mia entra chi voglio io, va bene? Ecco, questo è. Devono cambiare le leggi.
La nave veneziana e veneta che soccorre i migranti nelle acque del Mediterraneo centrale è stata nuovamente fermata dalle autorità italiane per effetto del decreto Piantedosi. Ancora un fermo amministrativo colpisce la nave veneziana e veneta mediterranea di Luca Casarini e Beppe Caccia, impegnata per l'organizzazione non governativa Mediterranean Saving Humans nel soccorso dei migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Dopo l'ultimo salvataggio con lo sbarco di ben 92 persone, di cui 31 minori non accompagnati, avvenuto martedì sera al porto Empedocle di Agrigento, la nave mediterranea è stata sottoposta a un nuovo fermo amministrativo per presunta violazione ancora del decreto Piantedosi, con l'accusa di non aver raggiunto senza ritardo il porto di sbarco assegnato, in questo caso quello di Livorno, che però, come sottolinea la ONG, era una destinazione che si trovava a quasi 1200 km di distanza e oltre 4 giorni di navigazione dal luogo del soccorso. Per questo è stato scelto un porto più vicino. La decisione dell'autorità, spiega Mediterranea, è avvenuta nonostante il medico di bordo e lo stesso centro internazionale medico, incaricato dalle autorità marittime, abbiano certificato che tutte le persone soccorse non erano in grado di affrontare altri 3 giorni di navigazione. Non si conoscono ancora la durata e la detenzione amministrativa negli entità della sanzione. Sulla vicenda è intervenuto su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha rivendicato la misura spiegando le motivazioni, cioè quella di non aver consentito ai medici di visitare i migranti a bordo e di non aver rispettato il porto di sbarco assegnato, ma secondo gli attivisti di Mediterranea le ragioni sarebbero ben altre. Ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, subito dopo spazio al dibattito politico, a tra poco. Rieccoci in diretta, presento subito gli ospiti che mi hanno raggiunta in studio. Buongiorno a Sara Moretto, candidata di Uniti per Manildo per il Consiglio regionale del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E buongiorno a Max Vidori, candidato di Popolari per il Veneto per il Consiglio regionale. Buongiorno. Buongiorno. Iniziamo subito parlando di lavoro, di occupazione, un tema caldo, ci sono molti fronti aperti. Prendo spunto da questa ANSA che parla di un nuovo presidio dei lavoratori di Benetton Group, riuniti questa mattina in assemblea per discutere le iniziative da assumere in seguito all'applicazione unilaterale a 80 dipendenti di contratti di solidarietà al 90%. Hanno indetto per oggi pomeriggio alle 15 attraverso una delegazione ristretta un sit-in di fronte a Fabbrica, centro di ricerca sulla comunicazione della famiglia Benetton a Villorba. Chiaramente il tema occupazione e lavoro sarà un tema fondamentale da quei prossimi 5 anni per la nuova giunta regionale. Dove intervenire, come intervenire, soprattutto in un momento storico particolare come questo che stiamo vivendo. Sara Moretto. Innanzitutto credo che la Regione non si possa limitare ogni volta a gestire i tavoli di crisi, perché quando siamo arrivati a quel punto ormai le questioni spesso sono irrimediabili. È necessaria un'attività preventiva. In primo luogo c'è bisogno di una identità produttiva, di sviluppo del nostro Veneto. Continuiamo a cullarci sul lavoro delle imprese, la Regione ha continuato a cullarsi osservandole da lontano, ma non si è mai messa davvero in campo per orientare lo sviluppo di questa Regione. Dobbiamo scegliere quali sono i settori strategici sui quali investire, quali sono le imprese che dobbiamo guidare e aiutare a svilupparsi in questo territorio. Finora è stato tutto un lasciar fare e non c'è stata una guida, quindi la prima questione che pongo è relativa ad un vero piano industriale, ma per industria intendo ovviamente in ampio raggio l'artigianato, il commercio e il turismo, un vero piano industriale per la nostra Regione Veneto. La seconda grande questione sulla quale la Regione ha competenze e deve esercitarle in maniera più decisiva è quella della formazione, soprattutto la formazione professionale. Troppo spesso abbiamo assistito, ma lo hanno fatto i lavoratori, a corsi di formazione cuciti più su chi deve erogare la formazione che non su chi la deve ricevere. Oggi c'è un grande bisogno di lavoratori, le imprese cercano e non trovano e al contempo chi cerca lavoro magari non trova il lavoro per sé. È necessario mettere insieme domanda e offerta e farlo attraverso una formazione seria, puntuale e fatta su misura di quello che richiedono le imprese del Veneto. Si parla di una locomotiva, il Veneto, che sta rallentando, bisogna non farla fermare. Ma in realtà forse sta rallentando in senso, voglio dire, nello storico di tanti anni, ma in realtà
nell'ultimo periodo risulta che il Veneto sia stato in grado di, tra le regioni italiane, di avere la performance migliore sulla produzione di PIL. Detto ciò, certamente Popolari per il Veneto è una realtà che insieme al territorio punta molto alla libertà del territorio e delle persone, quindi un approccio decisamente diverso da quello che è appena stato descritto dalla collega, nel senso che per quanto ci riguarda noi abbiamo due linee di intervento che pensiamo di poter mettere in campo. La prima in chiave preventiva, la formazione, come diceva, certamente, ma in un ambito con quelli che noi chiameremo comitati consultivi territoriali, ovvero dei tavoli di regia non così alti da decidere dove deve andare l'industria, ma un po' più attaccati, più vicini al terreno, nel senso di fornire indicazioni alle scuole sulla formazione dei giovani. Certamente quella professionale, ma anche quella civica, quindi mettere insieme non solo insegnanti e genitori, ma anche le realtà imprenditoriali, anche le forze dell'ordine, anche perché no, le parrocchie, arrivare quindi ad avere una regia territoriale sulle formazioni nelle scuole, che vuol dire formare le persone anche per il lavoro, ma anche con un senso civico più spiccato, e andare incontro poi magari a quello che è un tema così emergente come la violenza, il bullismo e queste cose qui. L'altra linea di intervento che noi intendiamo proporre è quella del patto per la piccola e media industria veneta, che sappiamo essere il 98% del tessuto produttivo regionale e quindi la forza più importante, che spesso è vessata in adempimenti e in difficoltà burocratiche. Ecco, in questo senso noi pensiamo di poter proporre finanziamenti agevolati, percorsi come posso dire, amministrativi più semplici, e soprattutto una grossa componente di digitalizzazione del rapporto fra i produttori e le istituzioni, in particolare quella regionale naturalmente. Formazione, mi sembra di capire dai vostri interventi che sia un po' la parola chiave, cioè bisogna investire sui giovani, i giovani non devono andarsene, devono trovare qui un terreno fertile per prepararsi, per trovare poi il lavoro del futuro, e chiaramente c'è tutto un ragionamento che riguarda anche gli stipendi, nel senso che la formazione si può fare, si può diventare attrattivi, però bisogna poi dare uno stipendio che permetta loro di crescere e di costruirsi una famiglia, perché poi arriviamo al tema, ahimè, dell'inverno demografico. Esattamente. La formazione deve essere uno strumento con il quale i giovani possono anche decidere di andare all'estero a farsi delle esperienze. Io credo che questo sia un vantaggio che acquisiscono nella loro esperienza professionale, ma devono sentire il bisogno, essere attratti a ritornare nel loro territorio. Per essere attrattivi bisogna quindi che le imprese abbiano i mezzi per fornire degli stipendi maggiori, e spesso questo non dipende purtroppo solo dalle aziende, ma dipende anche dalla fiscalità, da alcune norme e incentivi che possono essere messi in campo. Ecco, ci sono questioni che si giocano a Roma riguardo alla fiscalità generale, ma ci sono questioni che si giocano anche in Veneto attraverso piani di incentivazione, di sostegno, di contributo per esempio anche all'acquisto o all'affitto della prima casa per i giovani. Questi sono tutti strumenti che la Regione Veneto ha e che può cucire, come ho detto prima, sulle esigenze dei veneti e delle imprese venete. Io aggiungo, visto che stiamo parlando di lavoro, un'altra questione che secondo me è fondamentale. In Parlamento si sta votando la legge di bilancio, e nella legge di bilancio ci sono fondi copiosi, e giustamente nessuno dice di toglierli, per le ZES, per le zone economiche speciali del Sud, e non c'è un euro per le ZLS della nostra regione. Noi abbiamo una zona di semplificazione legislativa legata alle nostre imprese, e sebbene noi continuiamo a dire che c'è bisogno di più risorse e più attenzione nel Veneto, oggi che il governo è dello stesso colore della maggioranza regionale uscente, non c'è un euro per le imprese del Veneto in questa legge di bilancio. Io credo che queste sono cose che non possiamo accettare, e se c'è una priorità in questa prossima legislatura è che il Veneto incominci a fare lobby positiva davvero, non sugli slogan ma sulle questioni concrete, come questa delle zone economiche speciali al Sud e della ZLS qui in Veneto.
Cioè bisogna dare l'opportunità alle aziende di poter pagare di più questi dipendenti. Allora, l'aspetto retributivo è certamente importante, mi dà il destro la collega, perché io tra l'altro sono candidato nella provincia di Belluno Dolomiti, che è una perfetta candidata per una ZLS e comunque ha perfettamente bisogno di trovare una... come posso dire, degli elementi di ossigeno, di fiato finanziario più consistenti. Il fatto dei giovani, bisogna tenere presente che attualmente, per quanto riguarda la formazione che vanno a ricevere, spesso è proprio tesa alla... posso dire, a incentivare in qualche modo il fatto di andare all'estero. Faccio presente che la questione retributiva è certamente importante, ma non è l'unico motore che porta i giovani ad andare all'estero. Nascono con diciamo aspettative, crescono come persone con aspettative di mobilità, di muoversi, di andare a fare esperienze altrove, Erasmus e tutto questo. La comunità europea stessa incentiva molto la mobilità dei giovani all'interno dei suoi confini. Quindi c'è un aspetto economico e c'è un aspetto culturale che non penso potrebbe essere poi fermato semplicemente con degli stipendi più corposi, che potrebbero invece essere elemento di rientro una volta fatte le esperienze all'estero. Credo invece che, come dicevo prima, sia fondamentale creare una consapevolezza veneta nei ragazzi, o quantomeno aumentarla, questa consapevolezza, per capire che siamo al centro di Europa, che siamo in una terra bellissima, che ha delle opportunità di sviluppo enormi, ma che purtroppo sono tarpate da un sistema che è estremamente coercitivo. Allora, noi, come dire, siamo molto propensi appunto a dare questi incentivi affinché ci sia digitalizzazione, quindi facilità, per esempio nel mio territorio, il pensare di avere interi paesi che sono senza la fibra è per un giovane, voglio dire, è un primissimo elemento che lo fa partire per andarsene, semplicemente per comunicare. Allora, le vie di comunicazione non solo per i trasporti, intendo dire, anche le vie di comunicazione intese per l'energia, le vie di comunicazione intese per la comunicazione, appunto quella in senso stretto, sono fondamentali, e tant'è che per quanto riguarda Popolare per il Veneto una priorità appunto sono le vie di comunicazione. È veramente impensabile che nel 2025 ci siano interi distretti del nostro territorio che non hanno la fibra. Mi aggancio a questo suo discorso, anzi ai suoi due punti, che è bellunese e le vie di comunicazione. Io allargo, non penso alla via di comunicazione solo la fibra, ma alla via di comunicazione quelle vere e proprie, quelle fisiche, esatto. E mi aggancio al tema Olimpiadi. Voi bellunesi lo sentite forse ancora più degli altri veneti questo tema. C'è stato un punto la settimana scorsa nel comune di Longarone sulle infrastrutture, è stato detto tutto a posto, la Corte dei Conti oggi chiede un aggiornamento sul cronoprogramma, i sindacati che vanno contro. Chiedo ad entrambi, a lei proprio anche come bellunese, che forse la sente di più, qual è la situazione? Cioè, siamo pronti a questo scenario internazionale che punterà gli occhi del mondo su di noi? Ma noi siamo pronti allo scenario, sperando che non diventi uno scempio, nel senso, allora, per quanto riguarda le vie di comunicazione si è fatta una scelta di minima, ovvero si è potenziata, si è migliorata il transito sulla strada 51, si sono fatti alcuni bypass dei paesi del Cadore in particolare, lasciando il grande punto di domanda di Longarone, che rimane un collo di bottiglia incredibile per quello che riguarda appunto le vie di transito. Addirittura c'è un progetto per noi bellunesi quasi, mi sento di dire, prima di anticipare, quasi scellerato. Si parla di lasciare le macchine, far lasciare ai turisti le macchine a Longarone e poi di movimentarli da Longarone a Cortina con i bus, con gli shuttle, con gli autobus. Il che, considerando che sarà più o meno un'oretta di strada, 45 minuti di strada, è abbastanza surreale, considerando anche poi il tipo di turismo che va a Cortina. Detto ciò, lavori che sono stati subiti in questo periodo naturalmente con benevolenza da parte della popolazione del Cadore, ma che lasciano dei punti di domanda non indifferenti proprio sull'effetto che produrranno. Ovvero, quella strada, per esempio, c'è già l'esempio di Perarolo di Cadore, è stato fatto il ponte bellissimo sul fiume Piave,
altissimo, capolavoro di ingegneria, che ha tagliato fuori Perarolo. Perarolo è morta. Ora, questi bypass che vengono fatti dei vari paesi, Thai, eccetera, cosa succederà all'economia che c'era su quei paesi, che era un'economia, mi permetto di inventarmi un termine, un'economia di transito, una grossa economia di transito. Tutta la Val di Fiemme, faccio per dire, è caratterizzata dal fatto di passare dentro i paesi quando si va. Okay? Allora, le soluzioni per quanto riguarda Popolari per il Veneto sono un po' più, come posso dire, importanti. È fondamentale lo sbocco a nord della A27 per potenziare la fruibilità del territorio, ma subito dopo è determinante la viabilità piccola, la viabilità sul luogo, per consentire alle persone di arrivare ovunque, che neanche una baita rimanga isolata, ed è una cosa che capita troppo frequentemente sul nostro territorio, anche semplicemente perché ci sono un paio di piogge un po' più forti. Chiudo la parentesi, non monopolizzo il tempo. Si pensi per esempio che Cortina, che è la destinazione ultima di tutti questi lavori infrastrutturali, ogni volta che piove, in maniera un po' più consistente, dall'Antelao scendono le colate di detriti e bloccano la statale. Ora, d'inverno solitamente questa roba capita un po' meno, ma considerando anche il clima che insomma è un po' più caldino e che nevica meno e piove di più, non vorrei che si arrivasse ad una colossale brutta figura proprio durante le Olimpiadi, quando magari si dovesse chiudere la statale, che è stata così tanto rinforzata, sì, ma non sicuramente abbastanza. Sara Moretto, ci sono tanti punti interrogativi, diceva Max Vidori, e quello che si capisce anche dai sindacati è che preoccupa quello che sarà dopo, cioè una volta che i riflettori saranno chiusi, che cosa succederà su questi territori e alle opere che sono state realizzate? Questo è forse l'interrogativo ancora più grave. Noi come lista Uniti per Manildo Presidente, lo dico in premessa, siamo diciamo a favore delle infrastrutture, perché vorremmo un Veneto più moderno, più collegato in futuro, e anche a favore degli eventi che sviluppano il turismo, l'economia locale. Però c'è un però, nel senso che finora abbiamo assistito alla costruzione di infrastrutture stradali o di altro genere sempre in maniera un pochino approssimativa. I progetti arrivano spesso e molto tardi, adesso qui nelle Olimpiadi no, perché è stato un rincorrere le scadenze, quindi si tratta di questioni diverse, però se pensiamo alle altre infrastrutture della nostra regione dobbiamo andare a progetti che sono a oltre 15 anni fa, perché la Giunta Zaia non ha messo in campo nuove infrastrutture, stiamo continuando a eseguire i progetti della giunta precedente, se dobbiamo essere sinceri. Quindi progetti che arrivano tardi, che arrivano con dei costi indeterminati, si inizia con 5 e poi diventa 500, e soprattutto con progetti che, questo è proprio un metodo e un approccio, non sono mai in qualche modo condivisi con la popolazione, con le comunità locali, perché i problemi che diceva poco fa il collega sono per queste opere come per molte altre, cioè l'opera viene imposta, ovviamente non si può pensare di mettere d'accordo tutti, ci sono sempre i comitati dei no, però diverso è che una regione che fa delle infrastrutture sul territorio, con questo territorio provi a parlare con le categorie economiche per capire appunto se questa infrastruttura rischia di escludere delle economie, delle imprese, se questa struttura può essere l'occasione invece per collegare di più una comunità con un'altra. Questo meccanismo non si fa, non si è fatto adesso per le Olimpiadi, non si è fatto nella Pedemontana, della quale pagheremo tutti caro il prezzo nei prossimi anni, non si è fatto nella Via del Mare, che anche quella è un'opera attesa da tutti, ma che rischia di essere una cosa isolata senza cogliere l'occasione per aiutare anche i residenti e le popolazioni del luogo. Quindi la critica è non un no alle infrastrutture, non possiamo dire di no solo perché quelli che le fanno ora non sono capaci di farle, ecco, insomma. Lo butto lì come tema, quello dell'autonomia. Il vice premier Salvini l'altro giorno a Treviso ha detto: auspichiamo che sia Zaia a firmare le prime materie. Non mi pare. C'è scetticismo probabilmente anche negli stessi cittadini che avevano partecipato al famoso referendum, Sara Moretto.
Io vedo, non so se è un'impressione solo mia, che in questa campagna elettorale la parola autonomia è stata messa non nel primo cassetto, nel terzo cassetto. Oggi Stefani parla esclusivamente di sociale. Ben venga, era anche ora che diciamo questa maggioranza si occupasse di sociale, ma la parola autonomia è scomparsa. È scomparsa perché? Perché è stata una promessa non mantenuta. Non mantenuta non solo nei documenti, nella burocrazia, insomma anche a Roma da anni si parla di questi progetti di legge, di queste deleghe che però non arrivano e non arriveranno prima che Zaia concluda il suo mandato, ma lo vediamo nei fatti, cioè parliamo di autonomia e qualche giorno fa Veneto Strade restituisce centinaia di chilometri alla gestione di ANAS, quindi il Veneto che restituisce a Roma, e quando si restituisce la gestione delle strade è perché non si è in grado di farla, se no non ci sarebbe altro motivo. Assistiamo in queste settimane ad un dibattito sulla portualità, la Regione Veneto è anche sede di un importante porto e questa riforma fatta dalla Lega, perché Ministro e Vice Ministro sono della Lega, prevede di togliere funzioni e ruoli ai porti e di restituirli ad una ente, ad una organizzazione, a un'autorità centrali a Roma. Allora, io dico, quando si parla di autonomia la si deve praticare nei fatti, invece qui c'è un Veneto che continua a rinunciare a cose che restituisce a Roma, ma in campagna elettorale, così un po' diciamo anche sottovoce, continua a tirar fuori la bandierina dell'autonomia. Io credo che così ormai appunto i cittadini veneti siano anche delusi. Max Vidori. Beh, allora, nel manifesto di fondazione di Popolari per il Veneto, che insomma ormai ha un annetto, la parola autonomia è fra quelle fondanti. Noi nasciamo per dare un'interlocuzione alla popolazione veneta che non debba rispondere a segreterie esterne, Milano, Roma, e quindi a interessi sovraveneti, ma risponda solo al territorio veneto. Noi, i nostri modelli di riferimento sono la CDU bavarese, sono la Südtirol Volkspartei, quindi quelle forze politiche del territorio che sono capaci di farsi eleggere magari anche in capitale, ma poi lì sanno esercitare il loro peso politico perché rappresentano un territorio, non rappresentano un'ideologia o un partito. È un partito territoriale, per noi questo è fondamentale. Lo è ancora più per me, che arrivo da un'esperienza di indipendentismo veneto, moderato ma convinto, e parlo di indipendenza veneta, perché essendo anche bellunese ricordo un tema che non è mai emerso negli ultimi 8 anni, o ben poco forse all'inizio, ed è emerso, ma è un tema che dal punto di vista della democrazia è fondamentale. Ricordo che Belluno, la provincia Belluno-Dolomiti, nel 2017, il 22 ottobre 2017, insieme al referendum regionale, ha fatto un referendum provinciale per valorizzare la sua specificità, che è riconosciuta da una legge della Regione Veneto. Teoricamente si doveva andare poi ai tavoli di trattativa attraverso la Regione per enfatizzare la necessità di autonomia del territorio Belluno-Dolomiti. Non è mai stato fatto. Tutta la partita si è giocata, bene o male, solo sul discorso regionale. La rappresentatività provinciale non è mai comparsa. E ricordo che le percentuali di affluenza e di sì sono state più alte di quelle regionali che sono state plebiscitarie. Quindi vuol dire che Belluno ha ancora di più. Questa idea di secondo referendum per l'autonomia di Belluno-Dolomiti è stata sposata da tutti, amministratori, destra, sinistra, associazioni, qualsiasi rappresentante del territorio bellunese a qualsivoglia livello ha detto sì, facciamolo, tant'è che la spinta politica è stata così forte che è stato accettato. Allora, noi, come dire, vogliamo accelerare ancora di più. Noi vogliamo, come progetto politico, noi vogliamo un'autonomia speciale, vogliamo un'autonomia non differenziata, ma un'autonomia speciale come Trento e Bolzano. Sì, qualcuno l'ha già sentito queste frasi, 8 anni fa, le diceva Zaia, ma questo è uno dei temi fondanti di Popolari per il Veneto. Noi vogliamo rappresentare il territorio, un territorio che chiede autonomia e chiede autonomia vera, tant'è che abbiamo proprio congegnato con il nostro candidato presidente Fabio Bui una provocazione proprio sul territorio di Belluno-Dolomiti, che è: se la regione è davvero così interessata e crede
a un concetto come l'autonomia, differenziato, speciale o quel che sia, perché non agisce su un tema che le è di stretta pertinenza, ovvero la sanità, dove ha praticamente la possibilità di fare quello che vuole a pari spese, e dà alla provincia di Belluno Dolomiti, con la sua specificità, l'autonomia per quanto riguarda la gestione della salute, cioè che l'ULSS di Belluno non debba rispondere con gli stessi meccanismi ad azienda zero di tutte le altre ULSS, ma proprio perché la regione stessa ha definito il nostro territorio specifico, ha, come è vero che ha, necessità specifiche di gestione della salute e non necessità, diciamo, generiche, per quanto possa essere tale la gestione della salute relativamente agli altri territori. Sara Moretto, non possiamo, e Max Vidori, domande per entrambi, negare che nel bilancio regionale la voce sociale sanità ha un peso importante. Sociale per tutti i problemi che conosciamo e sanità che deve rispondere ad una società che ha diverse criticità. Pensiamo ad una società, l'abbiamo detto prima, che invecchia sempre di più. Beh, io credo che è successo più volte che ci chiedessero in questa campagna elettorale se c'è una priorità. Io lo dico con chiarezza, sia per questo, per il fatto che comunque la gran parte del bilancio regionale si occupa di sanità, ma anche, devo dire, in questi giorni incontrando le persone, se c'è una priorità questa si chiama sanità. E lo dico perché i numeri che sono emersi nelle scorse settimane, cioè 380.000 veneti che nel 2024 hanno rinunciato a curarsi a causa delle lunghe liste d'attesa, è un numero che però io rivedo negli occhi delle persone che incontro, e vedere appunto persone che ti raccontano di aver rinunciato a una visita o a una cura o doversi essere messi in difficoltà per pagarla per poterla avere, questa è la realtà, sono cose che fanno male, e fanno male in una regione come la nostra, che appunto continua a raccontarsi come una regione d'eccellenza. Tante cose in Veneto funzionano, non sono qui a dire che tutto va male, però certo non è accettabile che così tante persone rinuncino per le liste d'attesa. E la presa in giro ulteriore è il fatto che il Veneto però si racconti nelle classifiche nazionali come una regione che ha eliminato le liste d'attesa. Perché questo è accaduto anche nei mesi scorsi, no? Nelle classifiche nazionali. E come ha fatto? Semplicemente, ma racconto ai cittadini che ci ascoltano una cosa che sanno, si telefona e non si viene più messi in lista d'attesa, si dice non c'è posto, verrà richiamata, e così la lista d'attesa magicamente scompare. In Veneto ci siamo inventati anche le liste di galleggiamento. Ecco, io credo che questo sia inaccettabile, e se c'è una cosa che dal primo giorno del nuovo mandato bisogna prendere in carico è proprio questa. Facendo un piano straordinario, mettendo risorse e energie per arruolare maggiori medici. E questa narrazione che i medici non ci sono non è vero. I medici in Italia ci sono, solo che non scelgono il servizio pubblico. Si impiegano in altri mestieri, in altri settori, quello privato, dove c'è maggiore riconoscimento economico e diverse condizioni di lavoro. Quindi il primo è attrarre i medici mettendo in campo sia la parte di integrazione salariale che la regione può mettere rispetto al contratto nazionale, sia cercando di offrire alcune agevolazioni ai medici, anche ai medici di medicina generale, che scelgono di lavorare nel pubblico, magari nei territori di periferia. Quindi questa è assolutamente una priorità. E stando sul sociosanitario, perché la regione avrebbe una competenza sociosanitaria, ma diciamo in questi anni si è occupata più di sanitario, in particolare di muri del sanitario, non delle persone che ci lavorano dentro, c'è la questione del sociale. La popolazione invecchia in tutta Italia e anche in Veneto, e noi ci troviamo con una rete di case di riposo, molte che funzionano bene sempre per la buona volontà e l'impegno e la professionalità degli operatori, ma che sono tra le case di riposo che hanno le rette più alte in Italia. E siamo rimasti, questo io lo ripeto ai cittadini perché è emblematico, l'unica regione in Italia a non aver applicato una riforma delle case di riposo che appunto perfino in Calabria e in Sicilia hanno fatto, e noi ancora stiamo rinviando. Bisogna tenere conto del fatto che questo è un servizio che sempre più servirà alle persone, e non è accettabile che oggi come oggi
tempo fa se si inseriva un familiare purtroppo in una casa di riposo, entro un mese la compartecipazione della regione in qualche modo arrivava, no, nel pagamento della retta, il contributo che la regione dà. Oggi si aspetta, sento famiglie che aspettano anche 6 mesi. Il costo medio di una rete di una casa di riposo sono 3.000 euro. Come fa una famiglia a stare 3 per 6, 18, con 18.000 euro, diciamo magari il pensiano, l'anziano alla pensione minima e la famiglia non ha possibilità? Queste sono le questioni che dobbiamo affrontare subito se vogliamo definirci fino in fondo una regione moderna che guarda quella che è la realtà dei problemi delle persone. Sembra di capire che sia un tema che conosce sì, dall'interno. Sì, io sono un infermiere di RSA, ho avuto vari ruoli anche organizzativi, quindi l'impegnativa di residenzialità si chiama, sicuramente si è allungata nei suoi tempi di erogazione, però io credo che ci sia da fare una riflessione di sistema. Allora, il punto chiave è quello che è stato l'introduzione di questo tema, ovvero la sanità è voce importantissima nel bilancio regionale e quindi parliamo di oltre l'80% dei soldi che arrivano dalle rimesse, diciamo, statali. La scelta che è stata fatta dalla regione è quella di gestire questa organizzazione come, diciamo, una holding, come una multinazionale, cioè la sanità in Veneto è gestita dal punto di vista economico-finanziario come una grande azienda. Okay? Questo può essere, anzi probabilmente è un valore dal punto di vista dei numeri, ed i numeri sono da molti anni vincenti per quanto riguarda la gestione, nel senso che a fine anno 2024 sono rimasti 600 milioni di euro sul bilancio regionale, quindi vuol dire che la sanità ha contribuito in maniera importante a questo più, che poi è un più virtuale, perché sappiamo che diciamo, gli spostamenti dei soldi nei bilanci hanno tante voci che li caratterizzano, ma il tema è che tutte queste tecniche di gestione economica non tengono conto abbastanza, e lo paghiamo tutti quanti noi come pazienti, delle necessità del territorio. Per noi Popolari per il Veneto sono 3 i cardini della nostra azione politica: sono le persone, i territori e la libertà. Okay? Allora, territori e persone si incontrano e possono essere liberi di essere se stessi nel momento in cui la sanità del territorio la sanità ha nel territorio una sua emanazione. L'altro giorno proprio qui l'assessore, il consigliere comunque Pan, mi dice che mi ha detto che io ho perso una puntata rispetto alla realizzazione degli ATS, ovvero degli ambiti territoriali sociali. Non credo di averla persa, il tema è che fare la legge non significa che poi questi ci siano. Noi abbiamo bisogno in ogni distretto un punto di sintesi fra le necessità delle persone e quello che può essere l'offerta del sistema sanitario regionale. Questa cosa non c'è, le persone, e lo vivo ieri in pizzeria, voglio dire, ho dato alcuni consigli a delle persone per gestire un anziano disabile che era con loro, cosa fare, cosa gli conveniva fare e dove rivolgersi. Non è purtroppo, e poi dopo, una volta che ci sono delle risposte, non è detto, delle risposte teoriche, non è detto che queste possano diventare risposte pratiche. Noi abbiamo bisogno di riportare la sanità sul territorio, creare sicuramente dei centri di eccellenza che saranno i grandi ospedali dove si faranno gli interventi importanti, gli interventi specialistici, eccetera, perché io come operatore del settore so benissimo che un ospedale funziona se fa i numeri, ok? I vari medici, gli stessi colleghi infermieri sono bravi, sono più bravi e sono più sicuri, quindi bravi in questo senso, se fanno i numeri grandi. Gli ospedali piccoli hanno il grande problema di fare i numeri piccoli e quindi il personale che ci lavora, non me ne vogliano, ha meno abilità professionale. È indiscutibile, scientificamente provato. Allora, grandi ospedali specializzati, ma ATS sul territorio, ospedali di prossimità, che diano risposte alle problematiche, diciamo, meno specialistiche, ma che ci siano anche per quello che riguarda poi le necessità appunto del sociale e che l'organizzazione regionale sia in grado di ascoltare le persone e non lo fa solo il medico di base, l'ascolto della persona, lo fa anche lo psicologo, lo fa anche l'assistente sociale, ma questi devono essere raccordati in un organismo unico.
Noi abbiamo finito il tempo a disposizione, quindi ringrazio Sara Moretto, candidata di Uniti per Manildo in Consiglio regionale per il Veneto, grazie a Max Vidori, candidato di Popolari per il Veneto per il Consiglio regionale. A Belluno Dolomiti. Belluno Dolomiti. Noi siamo davvero in chiusura, vi ricordo, anzi prima di salutarvi vi do un aggiornamento della notizia che vi avevo dato sul presidio dei lavoratori di Benetton Group, perché dopo l'annuncio di un presidio di fronte alla sede di fabbrica l'azienda ha provveduto a contattare le organizzazioni sindacali per convocare un incontro domani mattina. Alla riunione dovrebbe presenziare anche l'amministratore delegato Claudio Sforza. L'evento dunque annunciato per il pomeriggio di oggi è stato revocato, dunque vedremo gli sviluppi anche di questa vicenda. Io vi ricordo questa sera a partire dalle 21 in diretta su Antenna 3 nuovo appuntamento con Ring, ospiti Andrea Michalizzi del Partito Democratico, Roberto Rigonisterni di Forza Italia, Iuri di Resistere Veneto, Matteo Pressi della Lega ed Enrico Popolo di Popolari per il Veneto e Marco Rizzo, candidato presidente per Democrazia Sovrana Popolare. Io invece ringrazio Alberto Pivetta e Fabio Faliero in regia, vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo e poi a Casa Papagallo con la ricetta del giorno e la programmazione continuerà poi alle 16:20 con il film Angel A. Grazie ancora a Sara Moretto e a Max Vidori, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata.